Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo sabato 8 giugno per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. E partiamo dalla politica perché oggi si vota, ci siamo dopo mesi di campagna elettorale a tratti estenuante, la parola passa agli elettori, circa 4 milioni in tutto il Veneto. Quindi partiamo da qui, partiamo dalla nostra Francesca Bozza, che si trova in uno dei tanti seggi del Veneto, a Preganziol, che tra l'altro è un comune che va al voto. Francesca Pezzo, che si trova a Preganziol con Alberto Pivetta. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai telespettatori. Hai detto bene, siamo a Preganziol, nella scuola elementare di Preganziol, dove qui già gli seggi sono stati allestiti e come potete vedere con le immagini di Alberto Pivetta la porta è stata sigillata con questo nastro adesivo firmato poi dal Presidente in modo che nessuno possa entrare, perché appunto le schede sono state depositate, le urne sono state allestite e quindi è tutto pronto per l'apertura dei seggi. Si vota in un doppio appuntamento con una novità, perché per la prima volta si vota nella giornata di sabato, oggi dalle 15 alle 23 e domani dalle 7 alle 23. Un doppio appuntamento perché, come hai detto tu, si vota per il rinnovo del Parlamento europeo. Al voto sono chiamati 3.700.000 veneti, ma in Veneto si vota anche per il rinnovo di 309 sindaci e consigli comunali. 24 i comuni con oltre 15.000 abitanti, nei quali chiaramente, salvo nei casi in cui ci sono solamente due candidati, i cittadini potrebbero tornare al voto nel caso nessuno dei candidati ottenga la maggioranza assoluta. Si tornerà appunto al voto per il ballottaggio domenica 23 e lunedì 24 giugno. Un solo capoluogo di provincia in Veneto interessato da questa tornata elettorale, stiamo parlando di Rovigo, ma ci sono tanti altri centri grandi dove insomma si attende con curiosità quello che sarà l'esito, da Bassano del Grappa, ad Arzignano, Schio, Legnago, Vittorio Veneto, Spinea, Portogruaro. Al voto per la prima volta anche 3 comuni che sono stati istituiti proprio nel 2024 grazie ad altrettante fusioni. Sto parlando di Sovizzo, Santa Caterina d'Este e Sette Ville. C'è poi una curiosità che riguarda il territorio bellunese, perché su 31 comuni alle urne praticamente la metà, 15, avranno un unico candidato alla poltrona di primo cittadino. In questo caso sarà fondamentale raggiungere il quorum per evitare il commissariamento. Come detto, ci troviamo a Preganziol, è uno dei 4 comuni della Marca Trevigiana sopra i 15.000 abitanti, insieme a Paese, Vittorio Veneto e Mogliano, ma se Preganziol e Paese avranno solamente 2 candidati in corsa e quindi non ci sarà il ballottaggio tra 15 giorni invece i cittadini di Mogliano e Vittorio Veneto potrebbero tornare alle urne per il ballottaggio. Tornando alle europee, il Veneto è nella circoscrizione nord-est insieme a Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Con me c'è Fabio Fuolega, che è il presidente di seggio del seggio numero 3 di Preganziol. Oggi alle 15, abbiamo detto qui è tutto chiuso perché poi si ritorneranno alle 14.30 per poi aprire le porte ai cittadini alle 15, verranno consegnate 2 schede di 2 colori diversi. Sì, la prima è la scheda delle elezioni europee di colore marrone, la seconda è la scheda per le elezioni amministrative comunali, appunto di colore blu. Ecco, spieghiamo un attimo alcuni dettagli, ad esempio il voto disgiunto, che è possibile per un voto ma non per l'altro, per le amministrative. Sì, il voto disgiunto è possibile solo nelle comunali. Anche perché per le europee non avrebbe senso perché il sistema è di tipo proporzionale, quindi non ci sono coalizioni, ci sono singole liste appunto rispetto alle quali l'elettore può scegliere il candidato preferito. Nel caso del comune invece ci sono delle coalizioni e quindi una persona può votare una coalizione ma magari dare la preferenza a un candidato che è nella coalizione avversa. Ecco, altra cosa importante per evitare che la scheda venga annullata è quella delle preferenze uomo-donna. Come funziona? Sì, è sempre preferibile inserire 2 preferenze, diciamo in linea generale sarebbe preferibile sempre inserire un nome
di una persona di sesso maschile e una persona di sesso femminile. Questo perché appunto per una questione di equilibrio nei rapporti anche interni al Parlamento europeo e anche all'interno del Consiglio comunale, e anche per una questione di giustizia sociale. Ecco, nel caso vengono espresse due preferenze, due nomi di due uomini o di due donne, cosa succederà? Ma le casistiche sono molto articolate, nel senso che all'interno del documento che è stato distribuito dal Ministero dell'Interno ci sono diversi casi per i quali si possono annullare oppure rendere validi i voti che sono stati espressi. Diciamo, in linea generale va comunque consigliato di esprimere due preferenze, una per un uomo e una per una donna. Ecco, nel caso di scheda bianca o scheda nulla, che cosa succede? Dove vanno conteggiate questa tipologia di schede? Le schede bianche e le schede nulle vengono collocate in una busta apposita e quindi non rientrano nel conteggio delle schede, diciamo, in cui è stato espresso il voto. Rientrano nell'ammontare complessivo delle persone votanti, ma ovviamente non vengono conteggiate come voti validi, insomma. Allora, ricordiamo oggi urne aperte dalle 15 alle 23, domani dalle 7 alle 23 e poi subito via allo spoglio domani. Sì, lo primo spoglio sarà quello delle europee alle 23, quando vengono chiusi i seggi. E poi lunedì invece alle 14 ci sarà lo spoglio per le amministrative. E allora buon lavoro a Fabio Fuelega, del presidente del seggio numero 3 di Preganziol, e naturalmente Antenna 3 come sempre sarà con voi per seguire in diretta tutti i risultati partendo da domenica e poi naturalmente con la maratona di lunedì. Vediamo il servizio. La sfida è duplice, la maratona televisiva è servita. Elezioni europee e amministrative, Antenna 3 pronta come sempre a raccontarvi in diretta, ora dopo ora, l'esito di questa importante tornata elettorale. Si parte domenica sera alle 21 con uno speciale ring dedicato proprio alle europee. Dalle proiezioni di voto allo spoglio nei seggi, una notte dedicata ai risultati e commenti con gli ospiti in studio. Il giorno dopo, lunedì, dalle 8 del mattino si riparte con una lunga edizione straordinaria non stop fino a sera, che analizzerà il voto definitivo delle europee prima di iniziare a raccontare lo spoglio per le amministrative. I nostri inviati dalle piazze dei comuni più importanti per raccontare in diretta chi vince e chi perde e tutti i commenti della politica. A fine giornata è il momento di tirare le fila della sfida. Dalle 21 nuovo speciale ring con i verdetti e gli scenari che dalle urne emergeranno sia in Europa che nel territorio. Da domenica sera a lunedì sera, sempre in diretta. Se volete sapere tutto sulle elezioni, state con Antenna 3. Quindi una tornata elettorale che come sempre seguiremo passo passo, ritorneremo sul voto di oggi con altri collegamenti dal territorio, però la cronaca come sempre incombe e ci porta nel veneziano ad Altobello con la nostra Ilaria Marchiori. Altobello che è un quartiere di fatto in rivolta. Perché, Ilaria? Che cosa sta succedendo? Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai nostri telespettatori, perché qui nei giorni scorsi proprio nella chiesa del quartiere ci troviamo all'ingresso, ma nei gradini nella parte posteriore, in cui ora non si vede perché sono stati completamente ripuliti anche grazie all'intervento di Veritas, padre Robi ha trovato parecchio sangue, parecchie macchie di sangue e anche delle siringhe. A quel punto, padre, innanzitutto benvenuto, grazie di essere stato qui nostro ospite, perché sappiamo che anche lei ha moltissime cose da fare. A quel punto lei che cosa ha fatto? Beh, io innanzitutto, siccome mi hanno chiamato dei vicini di casa per questa situazione, molto spaventati soprattutto per il sangue che hanno visto, questi 4 giovani italiani che gridavano, insomma, si bucavano eccetera, quindi
I vicini si sono lamentati e giustamente io ho cominciato a chiamare insomma, le forze dell'ordine, i quali mi hanno anche detto che bisogna chiamare la Veritas per pulire, eccetera, anche se io avrei preferito che venissero loro subito a vedere, anche non soltanto il fattore della pulizia in sé, ma quanto cioè per capire un po' com'era la realtà. Sì, è vero che io ho fatto le fotografie e divulgate, però se vedevano di persona forse era meglio. Comunque, al di là di questo, sono molto preoccupato soprattutto per i bambini, per gli anziani, perché il rischio è quello di furti, di spaccio, di tante cose che non vanno. Allora questo qui è un ambiente che per me è stupendo, abbiamo un bene comune e deve essere di tutti, non solo di qualcuno, per cui tutti dobbiamo contribuire a far sì che qui diventi una zona dove le persone veramente si vogliono bene, al di là delle religioni, che proprio io sono aperto a tutto, non mi chiudo davanti a nessuno, per cui il dialogo... Pur sempre rispettando le regole e la civiltà. Certo, il dialogo interreligioso anzi è una cosa che mi riguarda molto, cioè io credo molto nella regola d'oro che è quella di non fare all'altro ciò che non vuoi sia fatto a te, per cui questo credo che possiamo viverlo tutti, non ha importanza se uno è cristiano, se è credente, se non è credente, se è di altre religioni, vale per tutti, no? Certo padre, tra l'altro questa è una zona dove ci sono tantissimi bambini, quindi va tutelata. Certo, e soprattutto la sera arrivano tanti bambini anche con i genitori, diciamo, ragazzini del Bangladesh. Di solito ci sono molti italiani nel primo pomeriggio, poi alla sera tardi arrivano di solito queste mamme con i loro bambini per svago, eccetera. Quindi trovarsi magari delle siringhe in giro con sangue, eccetera, eccetera, non credo che faccia bene a nessuno. Insomma. Ecco, e proprio per questo motivo i residenti, appoggiati anche da padre Roby, hanno dato il via ad una raccolta firme. Vi posso anche far vedere, questo è il volantino che sta girando proprio nel quartiere e oltre, per chiedere che cosa, padre? Perché vogliamo che ci sia un controllo maggiore delle forze dell'ordine, insomma che ci siano dei sopralluoghi diurni, notturni, o magari più illuminazione per la sicurezza, telecamere, ecco. Vorremmo che si creasse veramente un ambiente vivibile per tutti, no? Più controlli, telecamere, maggiori insomma forze dell'ordine che magari passano per controllare con pattuglie. Che ci sia più servizio insomma da parte di chi è addetto a questo, ecco. No, cioè noi facciamo la nostra parte, sì, io come parroco, ma penso un po' tutti i miei come dire, cristiani che frequentano, eccetera, che sono molto impegnati, no? E io ho trovato una bellissima comunità cristiana qua, e per cui mi spiacerebbe che non ci fosse più, perché per paura di essere aggrediti, eccetera, no? Noi ne facciamo a tempo a pulirla davanti alla chiesa, che è sempre sporco, è gente che viene e butta lattine, eccetera, eccetera. Cioè praticamente la chiesa viene utilizzata come luogo di bivacco. Esattamente, e soprattutto le parti laterali della chiesa che sono un po' nascoste, in modo particolare adesso c'è anche questo cantiere qua che effettivamente ha un po' come dire, facilitato questa cosa, perché di solito si vedono dei giovani già ormai maggiorenni che cercano in mezzo ai vasi che ci sono qui laterali, droga sicuramente, insomma, quindi vorremmo veramente che si facesse pulizia, insomma. Ecco, lei ha paura, visto che comunque potrebbe trovarsi anche vis-à-vis con queste persone? Se devo essere sincero, io non ho paura. La mia paura è per gli altri, non per la mia figura, per la mia persona. Tant'è vero che non ho avuto problemi per esempio a chiamare i carabinieri quando c'è stato un gruppo di ragazzi che ha scavalcato il cancello del patronato, e lì sono intervenuti i carabinieri, anche se poi mi hanno detto che forse era meglio tenerli dentro che farli uscire fuori, però anche perché sono un po' con le mani legate, non possono fare chissà che cosa, io però ci terrei che se tutti ci mettiamo insieme e collaboriamo, probabilmente insomma qualcosa di bello viene in questa comunità cristiana, insomma. Ecco, questo è sempre lo stesso problema, e ormai è la frase che sentiamo ripetere praticamente da anni: le forze dell'ordine hanno le mani legate, quindi più di un tot non possono fare, oltre un certo punto non possono intervenire. Ecco perché sono stati tanti anche gli appelli al ministro Nordio, e ovviamente poi anche andando a
a scalare anche alle amministrazioni per fare il più possibile e poter intervenire per garantire più sicurezza ai territori, alla terraferma Mestrina, quindi anche al quartiere a Altobello. Ringrazio padre Roby per la sua disponibilità. Qui da Altobello restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, Sandro Ponchio e al vostro ospite Don Roberto. Insomma, lo avete sentito, è un vero e proprio appello quello che parte dal quartiere e il parroco ci mette la faccia. Parliamo sempre di atti al limite, anzi atti delinquenziali veri e propri, con protagonisti dei ragazzini, in questo caso dei minori. Nei guai ci sono 10 ragazzi, tutti tra i 13 e i 16 anni, bloccati dagli agenti della polizia locale di Cittadella. Quindi siamo nel Padovano, che per passare il tempo hanno iniziato a lanciare sassi sui binari della ferrovia. Aveva lasciato le chiavi. Adesso arriva, vi mostriamo il servizio della nostra redazione di Padova, quindi sassi sui binari della ferrovia, così a Cittadella. Ci sono forse dei problemi con il servizio? Ci siamo, eccolo. Avevano pensato di festeggiare la fine della scuola lanciando sassi contro i binari del treno e contro i vetri degli uffici delle ex officine meccaniche nell'area San Marco in Borgo Treviso a Cittadella. A fermare il pomeriggio di vandalismi di una banda di adolescenti sono stati gli agenti della polizia locale del distretto PD 1A, che dopo la segnalazione di alcuni residenti sono arrivati sul posto riuscendo a fermare 10 ragazzi, tutti maschi tra i 13 e i 16 anni. I ragazzi sentiti dagli agenti hanno candidamente confessato che stavano giocando, un gioco che poteva avere conseguenze pericolosissime se nel momento del lancio fosse passato un convoglio. Hanno cercato di spiegare loro gli agenti. Al comando in questi giorni sono stati convocati i genitori di ragazzi che per la minore età non risultano imputabili. La banda sarebbe responsabile anche di altri vandalismi, come alcuni imbrattamenti. Per questo nella zona la polizia locale ha intensificato i servizi di controllo. Ci spostiamo nel Trevigiano e anche qui siamo alle prese con bravate ai limiti del delinquenziale. Hanno rubato l'auto parcheggiata, un'auto parcheggiata a Merlengo di Ponzano, poi sono fuggiti, ma a quanto pare non si trattava di ladri, ma di ragazzini che poi si sono schiantati. Aveva lasciato le chiavi in auto, ma qualcuno ha visto ed ha pensato bene di rubare la vettura, che era parcheggiata di fronte all'abitazione in una stradina privata. Il furto è avvenuto in via del Bellato, a Merlengo di Ponzano, nella notte tra martedì e mercoledì. Ad accorgersi del furto il marito. Chiama mio marito alle 6 del mattino chiedendomi se dov'è la macchina, se sono a casa, se sono via da qualche parte. Perché la macchina rossa non c'è, la Citroën. Niente, ho preso in ciabatte e sono uscita di casa cercandola qua intorno per i campi, già avendo in mente cosa possa essere successo alla macchina, però non l'ho trovata. Chi ha rubato la macchina si è schiantato dopo qualche chilometro. La Citroën rossa è stata ritrovata gravemente danneggiata e abbandonata in via Schiavonesca Vecchia a Selva del Montello. La proprietaria ha presentato denuncia ai carabinieri e dà le idee chiare su chi può aver preso l'auto. Dei ragazzini hanno portato via già l'altra macchina, la macchina bianca qua, non li ho denunciati proprio per non fargli del male a livello penale, che mi pento amaramente adesso di non averlo fatto. Una bravata, ci racconta, che rischia di costare davvero tanto ai ragazzini. Ora sono scattate le indagini da parte dei carabinieri per identificarli. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza alla ricerca di un'immagine utile. L'appello della proprietaria. Di chiedere scusa, ovviamente i danni saranno quantificati e se sono chi presumo io minorenni saranno i genitori a pagare i danni giustamente. Che assolutamente queste cose non si fanno, perché le macchine non si rubano, le macchine non si toccano,
si fa la scuola guida e ci si compra la macchina, perché ci si devono fare tanti sacrifici per avere le cose. Insomma, potrebbero essere minorenni. La donna ha anche denunciato questa vicenda sui social, sperando che qualcuno possa aver visto qualcosa. In questo caso, ci dice, chiamate il 112. Adesso siamo pronti a collegarci con il nostro Lucio Zanato, che si trova all'esterno della chiesa di Careinati a San Zenone degli Ezzelini, dove c'è stato l'ultimo saluto a Barbara Carron. Lucio. Buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, si è concluso da pochi minuti il funerale di Barbara Carron, volto noto dell'industria e soprattutto volto noto dell'impresa trevigiana e non solo, impresa trevigiana e veneta. È morta a 51 anni a causa di un cancro, come ha raccontato lei e come ha descritto il parroco, l'officiante Don Luigi, che ha ripercorso quel breve diario che lei ha scritto in quest'ultimo anno di percorso della sua vita terrena. Oltre 1000 persone erano presenti dentro e fuori questa chiesa che vedete alle mie spalle, proprio per salutare Barbara, segno del rapporto intenso che aveva con la sua comunità. Poi naturalmente i momenti più toccanti sono stati proprio quando l'officiante ha letto alcuni stralci di questa sorta di diario del percorso che l'ha portata al termine della sua vita alla casa dei Gelsi a Treviso, dopo aver appunto scoperto il tumore e aver cercato di curarlo inutilmente. Un percorso dedicato soprattutto alla ricerca di se stessa, ma anche con tanti messaggi legati proprio all'utilizzo del tempo, quando non si ha tempo e quando non si ha più tempo. Questi sono alcuni sentimenti che Barbara ha scritto e che ha voluto lasciare ai nipoti, ma in genere a tutta la comunità. Un'esperienza di vita bellissima, lei ha detto, un'esperienza di vita molte volte in salita, ma con grandi soddisfazioni, perché è una vita e la vita va sempre vissuta. Al termine della cerimonia c'è stata l'Ave Maria cantata dal tenore Alberto Grollo e poi il feretro è stato accompagnato a piedi qui nel vicino cimitero. Questa sera naturalmente daremo i particolari di questa celebrazione, che ha visto veramente non solo la comunità di Careinati, ma il Veneto e in particolare il comune di Padova. Ricordiamo che Barbara era intimamente legata al comune di Padova perché è stata presidente di una locale società di calcio, tanto è vero che nel feretro poi verso il cimitero è stata posta la maglia numero 1 appunto dei Veci del calcio Padova. Detto questo, a te la linea. Lucio, io ti ringrazio, siamo riusciti anche a vedere alcune delle immagini che ci hai girato poco fa. Ovviamente su questo ultimo saluto ritorneremo, come ha detto Lucio, nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Noi ritorniamo alla cronaca e al vero e proprio centro logistico organizzato dello spaccio che era stato ritrovato in una villetta di Silea. Un 45enne per questo è stato condannato in rito abbreviato a 6 anni e 8 mesi di reclusione. L'uomo durante un blitz dei carabinieri di Treviso era stato scoperto con 58 kg di stupefacente di vario tipo e 410.000 euro in contanti. Assolti nello stesso procedimento 2 albanesi trovati nell'abitazione di 43 e 32 anni. I 3 erano stati arrestati nella notte tra il 15 e il 16 settembre. In casa l'uomo, vedete praticamente l'abitazione, aveva 49 kg di hashish, 8 di marijuana, 35 grammi di eroina, 96 dosi di ecstasy, addirittura 770 sigarette elettroniche con il principio attivo della cannabis. A cristallizzare un giro d'affari super anche il sequestro di un libro mastro della droga, così era stato definito anche all'epoca. I carabinieri stavano monitorando i movimenti sospetti di persone e auto di grossa cilindrata nei pressi della villetta isolata di Silea, non distante tra l'altro dall'ansa del fiume Sile. La notte, il blitz e gli arresti, quindi siamo a settembre, ora la condanna esemplare per questo 45enne, quindi quasi 7 anni di reclusione. Lo vedete, eccolo, quello è il libro mastro della droga, così era stato definito, dove venivano
annotati tutti i quantitativi di stupefacente che poi venivano smerciati sulla piazza trevigiana. E noi apriamo adesso una pagina di cronaca sindacale che ci riporta nel Padovano, da dove arriva una denuncia molto precisa da parte dei sindacati dei lavoratori edili. Alle 7:30 fino alle 5, lavoriamo da lunedì fino a sabato. E dove mangiate, ragazzi? Noi mangiamo qua a volte, quando siamo in pieno così mangiamo qua o sono celati qua. Parla a nome dei 4 compagni di lavoro, da oltre 2 anni dipendenti dell'azienda, e queste sono le condizioni in cui è costretto a mangiare, nonostante un lavoro usurante. Di non accettare più le condizioni di ricatto a cui stavano tutti i giorni, hanno deciso che non è dignitoso e non è più dignitoso e non è mai stato dignitoso mangiare per terra come gli animali, perché a un certo punto c'è un limite, il limite è la decenza. Questi lavoratori rischiano il proprio posto di lavoro perché sono consapevoli del fatto che potrebbero essere licenziati domani mattina perché hanno il coraggio semplicemente di dire di no. Chiaro sul punto il contratto dell'edilizia. Questo perché il contratto dell'edilizia prevede che i lavoratori abbiano diritto al pasto ed eventualmente il subordine ad un'indennità sostitutiva che chiaramente non è stata percepita da questi lavoratori. Loro non potevano consumare il pasto in trattoria, ma mangiavano, e questo l'abbiamo verificato personalmente, seduti per terra nell'area di cantiere. La protesta a pochi passi dalla sede dell'Ispettorato del Lavoro di Padova. Casi simili non devono ripetersi. L'invito dei sindacati è quello di denunciare. Via di tutto quello che non sia nella dignità umana questa situazione, e permettere che le persone mangino in mezzo alla polvere di cantiere, al di là che è apertamente contro quello che dice il decreto 81. Io voglio solo sottolineare il fatto che questi sono giovani lavoratori, 26-28 anni, che lavorano da anni e lavorano in questa azienda da più di un anno, e le condizioni di accesso al mercato del lavoro per giovani e giovani migranti sono queste. Quindi la prossima volta che qualcuno avrà il coraggio di dire che i giovani non hanno voglia di fare niente, bisognerà rispondergli di andare a controllare quelle che sono le condizioni di accesso di chi lavora e di chi è giovane e migrante e lavora tutti i giorni, perché bisogna dire basta. E noi invitiamo tutti i lavoratori che si trovano nelle medesime condizioni di avere il coraggio di rivolgersi a noi e di denunciare le loro condizioni. Noi saremo sempre al loro fianco e non lasceremo indietro nessuno. Insomma, è un fronte sempre molto caldo e attuale. Stiamo aspettando di collegarci con il nostro Mirko Cavallin che si trova a Marostica. Ritorneremo a parlare di maltempo. Come sapete, l'area di Marostica è stata particolarmente battuta nelle scorse settimane. Ci sono ancora tante problematiche, il territorio è ferito e continua ad avere paura. Prima però di collegarci con Marostica, riviviamo la settimana difficile, davvero provante, che è stata vissuta sul Natisone. Quindi andiamo in Friuli Venezia Giulia con la nostra redazione udinese che fa il punto di una settimana di ricerche, anche di polemiche, sicuramente di grande shock. Una settimana è passata dalla tragedia che ha sconvolto Premariacco, il Friuli, e che ha tenuto in apprensione anche tutta Italia e ovviamente la Romania, paese da cui provenivano i 3 ragazzi investiti dalla furia delle acque della semipiena del Natisone. Riviviamo una settimana vissuta in prima linea per darvi tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto. Sta di fatto che si sono trovati bloccati in questa ansa del fiume all'altezza del ponte romano, tra la diga e il ponte romano del Natisone, trovati in mezzo, hanno lanciato l'allarme, sono scattati i soccorsi, all'arrivo dell'elicottero però di loro non c'era nessuna traccia. Grazie all'individuazione con un'attrezzatura di vigili del fuoco con un drone notturno abbiamo individuato la posizione del cellulare. Adesso con estrema fatica, ma siamo riusciti a farlo, con l'intervento dei sommozzatori e dei soccorritori fluviali abbiamo individuato il cellulare dentro una borsettina della ragazza, e quindi di una delle ragazze che è quella che ha diciamo, chiamato i soccorsi.
l'abbiamo trovato noi vigili del fuoco con l'imbarcazione in dotazione percorrendo appunto il fiume Natisone. Il secondo è stato individuato dai volontari della protezione civile e poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. A che distanza si trovavano rispetto al luogo dove sono state travolte dalla fiume Natisone? Ma possiamo dire, allora, intanto erano distanti l'una dall'altra e dal punto in cui sono state travolte sarà quasi 1 chilometro, 700-800 metri. L'auto dei ragazzi con cui sono arrivati da Udine è ancora parcheggiata, come vedete, all'altezza dell'area di sosta. I tecnici del soccorso alpino, speleo alpino fluviale scenderanno lungo la sponda per iniziare di nuovo la battuta verso valle e nella speranza, come detto, di riuscire a ritrovare il ragazzo attualmente disperso. E la conferenza stampa del procuratore Massimo Lia, che ha subito chiarito come sia stata aperta un'indagine per omicidio colposo contro ignoti. Solo dolore, che non ho la forza di vedere che ha lottato per la sua vita e vedere morta in diretta, che tutti l'hanno filmato e nessuno l'ha salvata. Precum Tatăl are viață în sine, așa i-a dat și Fiului să aibă viață în sine și i-a dat putere să facă judecată. Non si può fare altro che pregare. Sì, ho portato per le due ragazze che sono in bianco nella nostra tradizione, sono state sposate è come un servizio che si fa veramente come le nozze. Con la lente di ingrandimento piazzata sull'intervento dell'elicottero, con i 2 velivoli, il drago da Venezia e quello del soccorso alpino da Campo Formido, partiti in orari diversi e arrivati in rapida successione, prima il secondo e poi il primo, sul posto, quando ormai i ragazzi erano già scivolati e l'unica cosa rimasta da fare per loro era perlustrare il Natisone prima del rientro alla base. Citiamo un fantasma, l'elicottero non c'è, sulla scena della tragedia l'elicottero non appare mai, perché una volta che i ragazzi si sono andati non c'è più la scena. Una settimana che è passata e si cerca ancora Christian, ma la situazione che non fa registrare novità di sorta. Ritorniamo a parlare di vandalismi e ritorniamo a parlare di vandalismi no vax, questa volta nella notte tra giovedì e venerdì nella sede INAIL di Padova. I danni, come potrete vedere, sono ingenti. Una sorpresa del tutto sgradita quella che si è trovato di fronte il portiere dello stabile della sede padovana dell'INAIL in via Nancy. Nella notte, infatti, sono state realizzate scritte ingiuriose riconducibili al movimento Novax VV, un atto vandalico che non ha precedenti contro l'ente nazionale che si occupa di sicurezza e infortuni sul lavoro, tanto da far pensare ad un errore. Non vorrei che magari avessero capito male l'obiettivo, probabilmente, non lo so, per noi è ingiustificabile, insomma, questa cosa, incomprensibile. La direzione dell'INAIL non riesce a trovare un collegamento tra l'attività dell'istituto e le scritte apparse nella notte. Solo 2 mesi fa, l'8 aprile, scritte della stessa matrice erano apparse sui muri della fiera. Tutti i colleghi sono stati solidali tra di loro e con me e con tutti, proprio perché non si riusciva a comprendere questa cosa, visto e considerato che c'è un impegno profuso quotidianamente per non solo il raggiungimento degli obiettivi di produzione che comunque tutte le amministrazioni, tutti gli istituti hanno, tutte le organizzazioni hanno, ma proprio per il servizio che l'istituto rende e svolge nei confronti degli utenti, ma anche gli stessi utenti che erano qui questa mattina erano allibiti ed erano un pochettino preoccupati anche di questa cosa e la solidarietà è venuta soprattutto da loro. Ancora non è chiara l'entità dei danni procurati dal vandalismo, resta però l'inquietudine per un gesto deprecabile e senza precedenti all'INAIL. Sui vandalismi indaga la Digos, subito allertata dalla dirigenza. Non c'è solamente un danno morale, diciamo, che riguarda il gesto in sé, ma proprio il danno che ne scaturisce, perché come lei avrà avuto modo di vedere sono state imbrattate sia diciamo, i muri, ma anche le vetrate, anche la struttura metallica che ha l'ingresso della sede, quindi anche lo stesso camminamento e l'ingresso della sede, che peraltro tutt'oggi diciamo, creava qualche problema anche di odori, di respirazione.
Vi dicevo del maltempo a Marostica, un territorio veramente ferito dal meteo nelle scorse settimane. Le ferite sono ancora evidenti e a Marostica ci sono Alessandro Costacurta e Mirko Cavallin. Mirko, buongiorno, com'è la situazione? Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. La situazione adesso è di un discreto sole, 25 gradi qui ai 400 metri della frazione di Crosara di Marostica, ma poco fa in tutta la zona pedemontana, vicentina e trevigiana, ci sono stati degli acquazzoni isolati che destano ovviamente ulteriore preoccupazione sui terreni che già sono ampiamente fradici e appesantiti dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi, più di 600 millimetri caduti solo in questa zona intorno a Crosara, tanto che il torrente Longhella, che normalmente scorre molto placido, in realtà nei giorni scorsi si è ingrossato pesantemente, danneggiando anche un ponte che proprio in questi giorni è in fase di risistemazione. Alle mie spalle c'è la frana che incombe proprio sopra l'abitato di Crosara, forse possiamo vedere anche delle immagini dall'elicottero per renderci conto meglio della situazione. Qui sono intervenuti nei giorni scorsi, già da un paio di giorni, sono intervenute le ruspe e i camion per cominciare ad asportare il terreno e le piante, le rocce, il pietrisco trascinati giù dalle piogge abbondanti dei giorni scorsi. Al momento, ci informa il comune di Marostica, sono chiuse ancora alcune strade. Qui a Crosara ci si arriva tranquillamente, ma sono chiuse via Erta, via Boli, via Valeri e via Perozzi Filisedo. Aperte invece con impianto semaforico via Adani e via Colpi Pivotti. Alcune strade sono state riaperte, parliamo nella zona più a valle, quindi via Foggiati, via Cansignorio è accessibile il tragitto pedonale verso il Castello Superiore, il Sentiero dei Carmini ed è aperta anche la mostra degli umoristi proprio allestita al Castello Superiore. Sono da aggiornare i dati: 52 le frane attualmente attive nel territorio marosticense, ovviamente la maggior parte qui nella zona collinare, Crosara, San Luca, Santa Caterina e altre piccole borgate. Erano una quarantina nei giorni delle precipitazioni più intense, sono salite questa mattina a 52. Si continua ad intervenire, adesso le ruspe sono ferme, ma anche perché c'è un ulteriore allerta meteo che incombe nelle prossime ore, ma si continuerà a lavorare per sistemare. Altra notizia di servizio, ma che è anche un po' di turismo: si svolgerà regolarmente il Palio della Carrettera. Domani saranno chiuse alcune strade, ma solo per permettere lo svolgimento della manifestazione. Il comune ricorda alla cittadinanza che avesse subito danni causati dal maltempo di tenere l'opportuna documentazione, fotografie, fatture o preventivi per i lavori, in modo da confermare e comprovare i danni subiti nel caso poi venisse decretato definitivamente lo stato di calamità naturale. Qui per il momento è una bella giornata, ma appunto i danni ci sono e per chiudere queste ferite, come dicevi tu, ci vorrà ancora del tempo. Per il momento è tutto, allora a te la linea. Mirko Cavallin, grazie infinite per tutti questi aggiornamenti. Ferite le avete viste con le immagini che ci hanno girato i nostri Mirko Cavallin e Alessandro Costacurta, immagini dall'alto che fanno davvero impressione, danno la dimensione dei danni riportati da quella parte, da quella porzione di territorio marosticense. Adesso noi voltiamo decisamente pagina, perché abbiamo bisogno anche di tirare un sospiro, di riflettere, insomma di prenderci un po' di tempo per noi. Lo facciamo con la nostra Chiara Gaiani, che si trova davanti alla Basilica del Santo con Francesco Ratai. Chiara, buongiorno, è sempre un piacere ritrovarti. E ovviamente sono giorni importanti questi per Padova, lo sono ogni anno, ma ogni anno di più, perché tra l'altro mi pare di capire che ci sono sempre più pellegrini.
Sì, Cristian, intanto il piacere di ritrovarci è reciproco. Saluto te, i telespettatori di Antenna 3, con il collega Francesco Ratai. Ci troviamo nella Basilica del Santo. Questo è un momento di relativa calma, ma ovviamente va ad ondate, anche perché molti pellegrini, soprattutto chi si muove a piedi in bicicletta, ovviamente ha approfittato delle prime ore del mattino per raggiungere la Basilica del Santo in questo sabato che precede la festa del 13 giugno, che sarà giovedì prossimo, che noi su Rete Veneta seguiremo in diretta dall'alba al tramonto. Pellegrini che arrivano sicuramente da tutto il Veneto, da tutta Italia, molti anche i pellegrini che arrivano da ogni parte del mondo, tantissimi polacchi, ma ci sono francesi, tedeschi, ungheresi, un gruppo è atteso dagli Stati Uniti, anche dalla Corea. Con Francesco poco fa sul Sagrato c'era un gruppo di pellegrini che arrivava dall'Ucraina, ed è proprio il tema della pace quello che sta scandendo le giornate di tredicina, la preghiera che precede i 13 giorni prima della festa del Santo. Questa sera ci saranno un appuntamento molto particolare, perché alle 18 sarà presente l'associazione delle famiglie dei genitori che hanno perso un figlio. Domani in Basilica ci sarà il patriarca di Venezia Francesco Moraglia ad accompagnare la diocesi di Venezia. Ieri sera in Basilica, in una basilica molto affollata, alle 18 erano presenti i pellegrini arrivati dalla diocesi di Treviso con il vescovo Monsignor Michele Tommasi. Allora sentiamo proprio le parole del vescovo, saluto di benvenuto del rettore della basilica padre Antonio Ramina nel servizio che abbiamo preparato. Un'assemblea davvero molto numerosa. Questa sera siamo davvero contenti di poter accogliere voi, carissimi fratelli e sorelle, pellegrini e pellegrine della diocesi di Treviso, a rinsaldare ancora una volta questo vostro legame con Sant'Antonio, a cui vogliamo affidarci sin da subito. Diamo il nostro saluto cordiale e fraterno al vostro vescovo Michele, che ringraziamo per la sua presenza così fraterna, e per tutti i numerosi sacerdoti che concelebrano in questa Eucaristia. E grazie da parte nostra, mia, personale, di tutte le comunità per l'accoglienza. Caro rettore di questa chiesa, caro padre Antonio, ai confratelli e tutti per l'accoglienza sempre così davvero fraterna. Grazie ai confratelli nel presbiterato, grazie al diacono, grazie a tutti voi per essere qui insieme, e anche a voi davvero è sempre commovente, tocca il cuore vedere la fede bella e profonda che ci lega al Signore Gesù Cristo attraverso questa figura di Sant'Antonio che interpelliamo per tutte le esigenze, per tutte le necessità delle nostre comunità, delle nostre famiglie, nostre personali, di tutte le persone che ci stanno a cuore. Oggi, nella solennità del Sacro Cuore di Gesù, che è la giornata mondiale di santificazione dei sacerdoti, preghiamo, vi chiedo davvero di pregare per i sacerdoti, per il loro servizio, per la loro gioia nella sequela del Signore, per quelli che riescono con forza e con coraggio a svolgere il ministero, per quelli in difficoltà. E alla fine di ogni celebrazione della tredicina, la solenne processione verso l'Arca del Santo, verso la tomba di Sant'Antonio, i pellegrini, i sacerdoti posano le mani sull'arca, sulla tomba, affidando al Santo le loro intenzioni, le loro preghiere. Un santo che dopo i 4 anni di stop forzato a causa della pandemia ritorna pellegrino sulle vie del mondo. Le reliquie infatti sono partite proprio in questi giorni verso 3 destinazioni estere, accompagnate dai frati della Basilica del Santo. A Toronto, in Canada, dal 12 al 16 giugno, 2 reliquie, tra cui una che contiene i frammenti della pelle del viso di Sant'Antonio. In Australia, a Melbourne ed Adelaide, dal 7 al 9, poi dal 12 al 16 giugno. Negli Stati Uniti, con padre Mario Conte e padre Alessandro Ratti, una reliquia davvero molto particolare che è molto cara alla comunità dei frati
frati, quella del frammento di una costola del santo che è stata venerata, pensate, da Santa Lucia di Fatima nel 1995 a Coimbra e poi nel 2000 nella cattedrale di Buenos Aires da Jorge Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires, ora Papa Francesco. Continuano anche gli appuntamenti del giugno antoniano e vi ricordo che dal sito 13giugno.org sarà possibile seguire, oltre che in diretta su Rete Veneta e su TV12, l'intera giornata della festa di Sant'Antonio, toccare la tomba del santo, scrivere una preghiera virtuale che poi sarà stampata e portata sulla tomba dalla comunità dei frati del santo, accendere una candela virtuale, fare una donazione. Il momento più solenne, il momento forse più atteso della festa del 13 giugno, una festa davvero di grandi emozioni, di grande intensità, la processione che uscirà dalla Basilica e partirà proprio qui dal Sagrato al termine della solenne processione delle ore 17. Da 50 anni, da mezzo secolo, la statua di Sant'Antonio, che si trova già adesso proprio all'ingresso della Basilica, sarà trasportata lungo le vie del Padova, sarà accompagnata da una campagnola della Polizia di Stato che abbiamo scoperto insieme con voi, che scopriremo insieme con voi nel prossimo servizio. Da Padova poi la linea può tornare allo studio. Ringrazio per la collaborazione tecnica Francesco Ratai. Vista così con il tettuccio e senza drappi si fa fatica a riconoscerla, ma una volta tolta la parte superiore si riconosce in questa campagnola classe 74 la storica auto della Polizia di Stato che viene utilizzata per trasportare la statua di Sant'Antonio durante la processione del 13 giugno. Ormai dal 1977 si svolge con questa campagnola, con questo veicolo che è appunto una Fiat Campagnola, cosiddetta nuova campagnola, che tra l'altro quest'anno compie 50 anni. Una tradizione che si rinnova dal secondo dopoguerra e che lega la processione del santo alla Polizia di Stato. In principio venne usata una Jeep Willys lasciata dagli alleati militari dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'esemplare che vediamo è stato restaurato per il 75° anniversario della costituzione del reparto mobile che si è tenuto l'anno scorso alla presenza del signor Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, e per l'occasione appunto questo veicolo è stato riportato agli antichi splendori. Era ormai da anni che veniva utilizzato esclusivamente per il santo. L'auto d'epoca viene di anno in anno sottoposta a manutenzione e partecipa anche a raduni di auto storiche, ha delle caratteristiche particolari e non può raggiungere grandi velocità. Devono rispettare determinate caratteristiche militari, ovvero intanto essere aviotrasportabili. Pertanto per essere aviotrasportabili doveva esserci la possibilità di rendere il veicolo torpedo, come lo vediamo in questa conformazione, cioè senza finestrini, senza vetro e senza tetto. In particolar modo questo veicolo qua è una campagnola appunto HTL, cioè hardtop passo lungo, vuol dire che ha un tetto rigido e il passo è allungato perché nella sua versione diciamo operativa trasportava anche del personale operativo nella parte posteriore, c'erano delle panche trasversali al veicolo sul quale saliva il personale. Tra pochi giorni la campagnola arriverà in Basilica per essere preparata come ogni anno per la processione. Verrà allestita con il baldacchino storico, quello che vediamo insomma ogni volta in televisione. Come ormai da tradizione da qualche anno il conducente è sempre un poliziotto, mentre invece il passeggero diciamo ogni anno viene scelto fra frati che vogliono partecipare oppure come stiamo facendo ultimamente tra i pensionati della Polizia di Stato, quindi gli appartenenti all'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che così nel solco della tradizione accompagnano l'autista. L'incedere solenne tra le ali di folla, salutati dalla devozione dei fedeli, è un momento di gioia che ogni anno si ripete. Ma noi dobbiamo tornare alla cronaca e dobbiamo darvi conto dell'ennesimo episodio di violenza sulle donne, questa volta a Villafranca Padovana.
Maltratta la moglie minacciandola di morte. Ancora un uomo violento arrestato dai carabinieri. È accaduto a Villafranca Padovana. I militari hanno bloccato in flagranza un 63enne che aveva appena aggredito la moglie. La donna era riuscita a mettersi in salvo, a lanciare l'allarme rifugiandosi nella casa dei vicini. Al telefono, disperata, ha raccontato di essere appena stata minacciata di morte dal marito che l'aveva inseguita impugnando un coltello da cucina. La donna, per sfuggire all'aggressione, era uscita di casa, ma l'uomo l'aveva raggiunta e spinta contro un trattore che in quel momento passava. Allora, divincolandosi, è scappata trovando riparo dai vicini, dove ha allertato i carabinieri. Arrivati sul posto, i militari hanno arrestato il 63enne che è stato trasferito nella casa circondariale di Padova. Padovana, ma continuiamo a parlare di violenza di genere. A 2 anni dal duplice femminicidio di Vicenza, quando quell'uomo 42enne di origine serba, Zlatan Vasiljevic, uccise prima l'ex moglie e poi la compagna e di una fuga, poi si tolse la vita. Fu una giornata di vera e propria mobilitazione, un episodio shock. Ebbene, a 2 anni da quei fatti fa il punto della situazione la volontaria di Donna Chiama Donna Sonia Bardella, intervistata dalla nostra Luisa Bertini con Simone Squarcina. Ci sono dei dati davvero impressionanti: 3 denunce al giorno in media solo nel Vicentino per codice rosso. Violenza sulle donne, tema quanto mai alla ribalta nazionale. Qui a Vicenza sono stati resi noti i dati forniti dai carabinieri provinciali. 929 risultano le denunce nell'ultimo anno per codice rosso, quindi tema da affrontare da più fronti. Io adesso sono in compagnia di Sonia Bardella, volontaria del centro antiviolenza Donna Chiama Donna. I dati che arrivano a voi di cosa parlano? Quante persone si rivolgono? Quante donne? Allora, noi abbiamo i dati adesso del 2023 e tra Arzignano e Montecchio, perché abbiamo anche lo sportello antiviolenza ad Arzignano, contiamo 400 donne circa che si sono rivolte a noi. Non solo in prima battuta, sono anche situazioni che provengono dagli anni precedenti, perché come sappiamo il cammino verso l'affrancamento, verso la propria indipendenza, la propria costruzione, la ricostruzione di sé è un percorso lungo e ha bisogno di molto impegno, sia da parte della donna sia da parte delle operatrici che la affiancano sempre. Lei mi diceva che però è cambiato in questi ultimi anni le modalità di violenza. Sì, allora proprio dalle operatrici del CEV abbiamo questa segnalazione che i casi di violenza sono diventati più efferati, più cattivi. Di tutti i casi che purtroppo abbiamo visto e descritto di femminicidio, lei mi diceva che il caso Giulia Cecchettin ha lasciato una scia soprattutto tra i giovani. Sì, certo, ecco, questo caso qua ci ha imposto per qualche verso di creare un nuovo sportello di ascolto indirizzato proprio ai giovani, sia alle ragazze ma anche ai ragazzi. Questo sportello si chiama Filo Sottile ed è rivolto proprio ai giovani dai 18 ai 30 anni. È possibile anche sentire dei minorenni, naturalmente con l'assenso dei genitori, insomma con il lasciapassare dei genitori, adesso non mi viene la parola giusta. Ecco, io credo che questo sia particolarmente importante perché dopo Giulia sono aumentate le richieste, perché il centro antiviolenza di solito si attesta su un'età dai 40 in su. Adesso che stanno aumentando queste richieste da parte dei giovani, ci pare particolarmente importante porre l'accento anche su quelle che sono quelle modalità, chiamiamole così consuete, tipo per esempio il controllo del telefono, il controllo di come uno va vestito, che possono assumere delle valenze veramente tossiche, possono essere dei segni indicativi che la relazione sta andando in una certa direzione di potere e di controllo.
Chiudiamo dicendo che i numeri in aumento in realtà sono determinati anche da un aumento di consapevolezza e sensibilità al tema. Assolutamente, allora noi registriamo questo dato, insomma, che le persone si stanno rivolgendo un pochino di più, e vuol dire che sta aumentando la consapevolezza che possono ricevere aiuto. Poi restano invariati problemi grossi, che sono le soluzioni abitative e l'aspetto economico. Noi sappiamo che molte di queste donne che escono da situazioni di violenza hanno bambini piccoli, molto spesso sono casalinghe, e quindi per loro è importante, è fondamentale, per ritrovare lo slancio verso l'indipendenza, avere anche la sicurezza sia abitativa che economica, e questa è la grande sfida. Io ringrazio la nostra ospite, abbiamo sentito violenza sulle donne, ovviamente da affrontare su più fronti. Grazie a Sonia Bardella. Grazie a te Luisa Bertini. Io vi do questa notizia, in realtà ne abbiamo parlato prima, è l'apertura di quasi tutti i giornali online in Veneto. Sassi sulle vetrate e sui binari, sorpresi dai vigili 10 ragazzini dai 13 ai 16 anni. È successo, ve lo abbiamo detto, a Cittadella nel Padovano, quindi vi abbiamo già dato tutti i dettagli, ma questa è una delle notizie del giorno. E noi siamo pronti, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, ma ve li mostro, eccoli i nostri prossimi ospiti da Caposile, quindi siamo nel veneziano dove si vola alto, altissimo, ma vi spiegheremo tutto subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in onda per raccontarvi questo sabato 8 giugno a Nord-Est, che si prepara al voto alle 15. Come vi abbiamo spiegato, si aprono i seggi, quindi weekend elettorale per i comuni, si vota per tanti comuni e poi si vota chiaramente per le europee. Da domani sera alle 21 anche Antenna 3 sarà mobilitata per raccontarvi il verdetto, i vincitori e i vinti, tanta anche la cronaca di giornata. Poi ci ritorneremo, ma li vedo prontissimi i miei nuovi ospiti. Prima ve li ho mostrati velocissimamente. Ci colleghiamo con il campo di volo di Caposile, il campo di volo Papere e Vagabonde, dove è in corso un'importante iniziativa. Con noi sono in tanti, ma in particolare ci sono Eric Kustascher, che è presidente del club di volo Papere e Vagabonde, e Andrea Passarella, presidente del Rotary Club di Jesolo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chi è che prende la parola? Come padrone di casa. Ecco, allora Eric Kustascher, è giusto, no? La pronuncia è giusta? Allora, niente, insieme qua alla Rotary è già la seconda edizione che facciamo, cerchiamo di fare qualcosa per il sociale, in questo caso cerchiamo di accontentare, anzi di far sì che le persone con disabilità abbiano la possibilità di godere questo mondo spettacolare che è il volo. Il nostro volo è un volo da diporto sportivo e siccome ci divertiamo un mondo per farlo, allora è giusto che possiamo dare la disponibilità ad altri di poterlo fare. Anche, lo dico al pubblico a casa, abbiamo delle immagini da mostrarvi, fra poco la regia le manderà in onda, che appunto vi raccontano per immagini per l'appunto quello che sta accadendo in questi minuti, in queste ore a Caposile. Quante sono le persone che state coinvolgendo in questo progetto, Presidente? Allora, veramente non riusciamo a farlo perché si aggiungono sempre tanti, siamo una cinquantina di ragazzi che portiamo su e giù, qualcuno con una disabilità molto elevate e gran parte tutti con disabilità motoria in carrozzella, che comunque tutti quanti si divertono e noi siamo talmente contenti, ci divertiamo di più di coloro che portiamo su, perché l'entusiasmo che svegliamo in queste persone ci colpisce tutti.
Ecco, quindi insomma vi divertite più voi, giustamente. Mi piacerebbe avere un commento anche del presidente del Rotary Club di Jesolo, Passarella. Voi insomma sostenete con questa iniziativa, sostenete questa iniziativa che è giunta alla seconda edizione. È giunta alla seconda edizione, sicuramente ce ne saranno delle altre. Per il Rotary l'inclusività è uno dei caposaldi. Non è l'unica iniziativa in cui il nostro club è coinvolto, però questa è una tra quelle che danno maggior soddisfazione. L'affluenza è stata molto buona, gli amici qua dell'Aeroclub sono stati estremamente operativi, sono cortesi, si mettono a disposizione di tutti, i soci del mio club fanno altrettanto e siamo riusciti a garantire una giornata di relax, di tranquillità e di gioia, spero, a parecchie persone con qualche disabilità motoria. Tempo tutto regolare oggi? Si vola bene? Posso aggiungere qualcosa? Prego. Allora, visto che qua abbiamo anche, c'è la sede della V-Fly, che è la pattuglia acrobatica di persone disabili, che ha la sede qua a Caposile, oggi sono presente e fra poco ci faranno vedere o vi faranno vedere anche un'esibizione, quello che possono fare persone che hanno una passione impressionante e con delle capacità, anzi diventano bravissime, perché non è la sedia a rotelle che diminuisce la bravura di una persona, e fra poco ci fanno vedere quello che sono capaci di fare con gli aeroplani. Quindi ci saranno delle evoluzioni anche acrobatiche? Esatto. È riconosciuta in tutta Europa, anzi in tutto il mondo, come pattuglia unica di persone disabili che fanno pattuglia acrobatica. Il collegamento è un po' frizzato, però vi sentiamo abbastanza bene. C'è qualcun altro che mi vuole aggiungere qualcosa, che vorrebbe lanciare un messaggio in questa giornata importante? Prendiamo direttamente Marco Perovini. Io sono parte appunto della pattuglia acrobatica, la WeFly, unica pattuglia al mondo composta da persone disabili. Noi abbiamo imparato a volare qui da Eric, che qui alle Papere Vagabonde, e da allora abbiamo continuato a volare, lo portiamo in giro per il mondo. Il fatto che pur essendo disabili possiamo volare, e possiamo volare con i piloti e con le freccette colori, con i militari, e dimostriamo che si può fare, basta crederci. Ecco, basta crederci, quindi si può fare, e questa quindi non deve essere un'iniziativa straordinaria, un unicum, deve diventare la norma. Assolutamente sì. Dovrebbe diventare, serve una dimostrazione che il limite può fermare l'attività, deve venire fuori dall'educazione che hanno le persone. Perciò tutti quanti siamo convinti che loro sono disabili, perché la vita per noi, io che ho esperienza con i ragazzi, il grosso problema è per esempio trovare un bagno per poter andare a fare la pipì per loro. Sembra banale, ma la verità è questa. Quindi ecco, a volte c'è la buona volontà, questo è il tema, c'è la buona volontà, c'è la passione, c'è un vero spirito inclusivo, ma poi sono le piccole cose che diventano dei grandi ostacoli, questo è. Sì, esatto. Allora, io vi ringrazio davvero, vi devo lasciare perché il collegamento è un po' frizzato, ma abbiamo capito, abbiamo visto qual è lo spirito di questa giornata, quindi vi ringrazio. Ringrazio tutti gli amici del campo di volo di Caposile, il presidente Eric Kustascher, presidente del club di volo Papere Vagabonde, e Andrea Passarella, presidente del Rotary Club di Jesolo. Buona giornata davvero, grazie di tutto. Arrivederci.
Arrivederci, grazie. Allora, mi dicono che è pronta da Roncade la nostra Francesca Bozza. Francesca Bozza che si dovrebbe trovare, ecco, si trova anzi, quindi non uso più il condizionale, con Christian Dem dell'associazione Furti in Corso, lo conoscete tutti perché c'è un nuovo alert specifico e noi che facciamo anche comunicazione di servizio vogliamo rigirarvi le informazioni corrette. Francesca, buongiorno di nuovo. Buongiorno di nuovo Cristian e buongiorno ai telespettatori. Insieme ad Alberto Pivetta da Preganziol ci siamo spostati a Roncade. Con me, lo ha già anticipato, Christian Dem, presidente dell'associazione Furti in Corso. Buongiorno Dem. Buongiorno a tutti. Non solo furti, perché si stanno moltiplicando le segnalazioni che stanno arrivando a Christian Dem per casi di truffa dello specchietto. Ne parliamo spesso, ma in questo momento sembra che gli episodi si stiano moltiplicando. Abbiamo avuto segnalazioni di colpi nella zona di Preganziol, San Trovaso per l'esattezza, nel mirino anziani che vengono avvicinati appunto da queste persone, vengono avvicinate dicendo che le loro auto hanno danneggiato lo specchietto di queste persone e con la minaccia di chiamare i carabinieri chiedono che vengano consegnati dei soldi contanti che hanno con loro in modo da, diciamo così, chiudere la questione per appunto riparare questo danneggiamento che però in realtà non c'è stato. Diversi gli episodi, un anziano a San Trovaso ha consegnato 100 euro, quelli che aveva in tasca a queste persone che poi se ne sono andate. Non si sa se i responsabili siano gli stessi che adesso stanno colpendo qui a Roncade. Lo ripetiamo, il condizionale d'obbligo, non sappiamo se quegli episodi di San Trovaso siano collegati a questi che sono arrivati, che sono stati segnalati a Christian Dem, però insomma ci sono già 2 episodi dove si puntano le vittime in questione. Sì, assolutamente. Il primo episodio di un paio di giorni fa, classico specchietto. Il secondo episodio, secondo me, anche in una situazione diversa, un po' più grave, dove è stato, diciamo, simulato proprio un urto, quindi con una fiancata di quest'auto, che ricordo a tutti è un'auto grigia con un conducente dai 35 ai 45 anni, quindi giovane, e con uno spiccato accento meridionale, dove ha fermato questa signora anziana, quindi anche inseguendola in auto e dicendogli che aveva urtato la macchina e fatto un danno ben più grosso. Con l'ansia di chiamo i carabinieri, le toglieranno la patente, lei non potrà più andare a fare la spesa, quindi proprio con una tecnica così si è fatto estorcere purtroppo quasi 500 euro, addirittura con una sfacciataggine incredibile, perché in centro paese ha aspettato che la vittima andasse a fare bancomat e ha anche preso i soldi. Gli ha fatto anche lo sconto dicendo che a quel punto poteva fargli bene, quindi non gli ha dato il tempo né di chiamare le figlie che sarebbero venute in pochi minuti e nulla, quindi ha creato proprio una situazione, sono attori nati, no? Quindi lo fanno apposta, di ansia proprio per andare a spillare i soldi. Siccome è veramente un'escalation incredibile, bisogna avvisare il più possibile che si deve andare subito a far denuncia dai carabinieri alle forze dell'ordine e polizia, se si è appunto nel Trevigiano, ma se no nelle stazioni carabinieri, perché vanno denunciati questi atti. Cioè nel momento in cui questa persona, cioè noi abbiamo la consapevolezza che non abbiamo causato alcun incidente, alcun danno, e questa persona minaccia di chiamare i carabinieri, dovevano essere le stesse vittime a chiamare le forze dell'ordine per bloccare insomma una truffa che potrebbe insomma poi arrivare a compimento. Nel caso precedente invece la cifra era inferiore, però comunque si è sempre agito sull'aspetto psicologico. Sì, si è sempre agito in quell'aspetto lì di ansia, creare questa particolarità, velocità della situazione, però appunto quando uno prende le redini in mano dice va bene, allora a questo punto chiamiamo i carabinieri. È risaputo, perché ci sono tantissimi casi, che se è la truffa vera e propria questi scappano in 2 secondi, perché non possono rimanere a presenziare quando arrivano poi i carabinieri. Quindi prendete le redini voi, anche perché nella vita può capitare di urtare un'auto in caso, se ha sbagliato c'è l'assicurazione, in serenità capita, e quindi se per caso fosse così si fa, e al caso si va chiamati i carabinieri, così scappano e vanno via. E tra l'altro questa persona ha anche detto alla signora di non parlarne con nessuno. Sì, esatto, questa persona ha proprio insistito anche alla fine dicendo attenzione che se parla con qualcuno di questo episodio poi io chiamerò comunque i carabinieri che le tirano via la patente. Quindi ha creato anche il passo dopo per evitare che magari per vergogna o comunque per paura di ritorsione non vada a denunciare, e quindi completano l'opera in questa maniera, ma non va fatto. Insomma, le truffe si moltiplicano. Abbiamo raccontato la truffa della chiamata del finto incidente del figlio, del nipote, per chiedere soldi. Addirittura proprio i carabinieri di Treviso avevano segnalato attenzione, perché arrivano chiamate, riescono addirittura a far arrivare la chiamata
fingendo il numero del 112, quindi una persona è ancora più portata a cadere nella rete di questi truffatori. Adesso questa truffa dello specchietto, con i casi che si stanno appunto moltiplicando, quindi fate attenzione, in caso di dubbi come sempre chiamate le forze dell'ordine, perché spesso, come diceva lei, Demma, scatta anche quel senso di vergogna che porta la vittima a non parlare nemmeno in famiglia con i figli. Assolutamente, noi affrontiamo questi temi sempre sulle nostre serate, diciamo, e la cosa più brutta è che queste persone anziane per vergogna proprio non ne vogliono parlare addirittura con i figli. Infatti per assurdo vengono quasi a sfogarsi con me come estraneo per paura di avere, non so, un confronto o prendere parole. In realtà non prendono parole, perché questi sono professionisti, non c'è nulla da vergognarsi, ci cadono i giovani, ci cadono le persone più anziane, e quindi raccontiamolo e aiutiamo il prossimo. E noi stiamo qui proprio per fare questo, per mettere, senza creare allarmismi, ma per mettere in allerta, per dare quell'elemento in più agli automobilisti, soprattutto alle persone anziane che più spesso cadono vittima di queste truffe. Da Roncade è tutto, grazie a Cristian Demma, presidente dell'associazione Furti in Corso, grazie ad Alberto Pivetta per il supporto tecnico. A te la linea, Cristian. Grazie infinite, Francesca Bozza. Dicevamo una comunicazione di servizio, ma ecco, sottolineo un'importante comunicazione di servizio. E io vi mostro il mio prossimo ospite, eccolo, Cristian Zannini, presidente del Calcio Sovramonte. Quindi prima eravamo a Caposile nel veneziano, adesso ci spostiamo nel Feltrino occidentale, nel bellunese. Anche qui parliamo di sport, ma non solo e non soltanto in una chiave agonistica, anzi in una chiave solidale. Il Calcio Sovramonte, con tutta la comunità di Sovramonte, nei giorni scorsi ha ricordato un ragazzo, un giovane uomo che ha fatto molto per il territorio. Zannini, buongiorno. Buongiorno. Ma verrò da lei fra un minuto esatto di pubblicità. Mi aspetti a Sovramonte, fra poco. Di nuovo in diretta prosegue il racconto di questo nostro sabato a nord-est. Prima eravamo a Caposile, siamo stati in realtà in tanti posti oggi, a Marostica per il maltempo, a Venezia per la questione sicurezza sempre più calda e pressante nel quartiere di Altobello, a Vicenza per la violenza di genere, a Padova invece per Sant'Antonio con questo aumento importante di pellegrini. E poi ovviamente ci siamo occupati del voto, le urne che aprono alle 15 in punto su tutto il territorio regionale. Per la prima volta si vota di sabato. Insomma, vi stiamo raccontando questo nord-est in tutte le sue sfaccettature e adesso andiamo a Sovramonte. Ve l'ho già presentato, Cristian Zannini, che è presidente del Calcio Sovramonte, che nei giorni scorsi si è mobilitato nel ricordo di Massimiliano Slongo. E partiamo proprio da qui, Zannini. Chi era Massimiliano? Massimiliano per noi prima di tutto era un amico, era una persona che per il sociale faceva tantissimo. Fin da giovane ha sempre fatto parte del Calcio Sovramonte, ha fatto tutte le giovanili col Calcio Sovramonte, poi è diventato Mix SL, quindi si era unito con la Lamonese, il Calcio Sovramonte, ha giocato anche alla Feltrese e poi è tornato all'Ovile. E da quando abbiamo rifondato la squadra del Calcio Sovramonte, dopo qualche anno, faceva parte della dirigenza e giocava. Poi ha avuto i suoi problemi che non poteva più giocare, ci ha accompagnato sempre come allenatore e fino all'ultimo non ci ha mai abbandonato. Non vi ha mai abbandonato. E poi questo suo impegno lo portava avanti anche nell'amministrazione comunale, no? Era consigliere con delega allo sport. Fra poco lo vedrete anche nelle immagini che abbiamo preparato appunto per questo collegamento. Qual era l'ultimo sogno di Massimiliano Slongo, Zannini? Allora, il 19 gennaio ci siamo trovati con la squadra per fare un allenamento in palestra qua a Sovramonte e eravamo sugli spalti, c'ero io insieme a lui, alla moglie, il papà e tutti, e essendo che la palestra era nuova e molto funzionale per noi, però ci mancava una palestra a pesi
E quel giorno ci disse: quest'estate bisognerebbe fare una lotteria per tirar su soldi per riuscire a fare questa palestra pesi. E noi, essendo che lui non c'è più, abbiamo deciso di organizzare una festa per riuscire nel suo ultimo sogno che ci aveva detto a noi. Quindi il suo ultimo sogno era quello di dotare la palestra del calcio Sovramonte, che già utilizzate come palestra, di una sala pesi sostanzialmente. Sì, che può andare bene sia per noi, per la Polisportiva Sovramonte, per lo Sci Club Croce Daune, ma anche per tutti i cittadini che, essendo che noi per spostarsi bisogna andare a Feltre per avere una palestra, avendola qua al comune sarebbe molto più semplice per tutti. Quindi avete avviato anche una raccolta fondi in questa giornata, no? Lo scorso weekend. Sì, certo, tutte le associazioni ci hanno dato una mano, tutte le attività commerciali di Sovramonte, perché quando si fa qualcosa per una persona che ha fatto tanto per tutti, nessuno dice di no. Ecco, possiamo dire, Zannini, che l'obiettivo è stato centrato? Sì, certamente. Dalle immagini qua si vede cosa abbiamo fatto anche noi per migliorare il campo sportivo, essendo che è stato dedicato a lui. Ecco, lei in questo momento si trova, vediamo proprio la dedica, Max sempre con noi, la vediamo alle sue spalle, Calcio Sovramonte 1973, siamo al campo di calcio di Sorriva, quindi nel cuore dell'altopiano di Sovramonte. Questa è la partita che di fatto è andata in scena sabato e domenica, se non sbaglio. Sì, c'è stato un torneo a 6 squadre di tutti amici e conoscenti di Massimiliano che hanno voluto essere qua con noi per ricordarlo e festeggiare insieme. E senta Zannini, voi vi siete mossi da amici, chiaramente da compagni di squadra, però appunto lo sport è importante anche per tante altre finalità, no? Soprattutto, e ne parlavamo ieri sera al telefono, nelle zone di montagna, e parlavamo anche proprio della stessa squadra del calcio Sovramonte che mette insieme più età, più generazioni. Sì, abbiamo gente di 40 anni che gioca con i ragazzi di 18 anni, perché lo spopolamento demografico del nostro paese non riusciamo a fare calcio giovanile, non riusciamo a creare una squadra proprio, però con il CSI riusciamo a fare una squadra, riusciamo a avere un forte numero adesso, perché eravamo partiti in pochi, ma adesso tra calciatori siamo quasi una trentina e più tutti i dirigenti arriviamo a quasi 50 persone, noi del calcio. Quindi è un bel gruppo, diciamo. Sì, lo vediamo più come c'è lo sport e più c'è il sociale, perché ci troviamo al sabato a fare dei lavori per mantenere il campo. Era quello che ci ha insegnato anche Massimiliano, perché quando c'era lui come consigliere ci hanno dato in gestione gli impianti sportivi e lui ci teneva che li tenessimo perfettamente, e allora bisogna pulire, tagliare l'erba e fare i piccoli lavoretti per mantenere una struttura datata ma ancora eccezionale per noi. Quindi qui vediamo le premiazioni, ci sono le immagini, grazie Francesca Pezzo e Marco Gagliazzo in regia, quindi insomma è stato un evento di comunità, ce ne sono tanti a Sovramonte di eventi di comunità, questo è un nuovo evento di comunità, probabilmente lo replicherete, immagino. Certamente, perché con il ricavato che abbiamo avuto quest'anno non riusciremo a fare tutto quello che volevamo, quindi si porterà avanti nel ricordo di Massimiliano e ovviamente per migliorare sempre di più la sala pesi, che vediamo cosa riusciamo a fare quest'anno, e dopo pian piano
anno per anno andremo a migliorarla. Sala pesi che quindi poi mi pare di capire nel vostro intento sarà aperta alla popolazione, insomma non solo per il calcio sovramonte, per evitare poi appunto lunghi spostamenti e questo sì, certo. è una cosa importante da dire, perché poi in montagna le distanze pesano, anche se si deve andare in palestra, anche per queste cose qua. Ma anche per assurdo uno che ha avuto un infortunio e deve fare della riabilitazione, ovviamente averla qua a Sovramonte è molto più semplice che dover farsi portare fino a Feltre. Non è distantissimo, però è sempre scomodo. Esatto, e soprattutto magari nella stagione invernale e quant'altro, quindi insomma potrebbe diventare un nuovo presidio proprio per il territorio. Zannini, si sente di dire qualcosa, un pensiero a Max, un pensiero, che ne so, ai familiari e ai compagni di squadra? Allora, io vorrei dire che Max ci manca tantissimo, ma non solo come amico e come calciatore, ma soprattutto per tutto quello che faceva per noi della squadra. Sostituire uno come Max è impossibile. Per fortuna il padre ci dà una mano tantissimo, Francesca, la moglie, è entrata anche lei a far parte del nostro gruppo, ci dà una mano, ci aiuta con gli allenamenti, però lui resta insostituibile. Quindi è un vuoto che percepite ancora? Sì. E invece che cosa si sente di dire ai giovani dell'altopiano? Fate sport, aiutate la comunità, fate quello che faceva Massimiliano, che come abbiamo visto lo scorso fine settimana è stato ricordato da chiunque, da giovani a vecchi, e provate a fare quello che faceva Massimiliano e diventerete importanti come è stato lui per noi. Almeno provarci, no? Almeno provarci, non sarà semplice, però se ci provano con lo sport, lui è sempre stato molto sportivo, gli piacevano tutti gli sport, praticava il calcio ma guardava tutti gli altri sport. Senta Zannini, com'è andata per il calcio Sovramonte quest'anno? No, quest'anno è stata una stagione difficile per quello che ci è successo a gennaio. Dopo i ragazzi, anche grazie a lui, si sono impegnati tantissimo e siamo riusciti ad arrivare a fare la prima finale da me presidente per le finali del CSI. Purtroppo non l'abbiamo vinta, però essendo che quel giorno dedicavano un premio a Massimiliano, in Alpago c'erano oltre alla squadra altre 60 persone di Sovramonte, tutti a vedere la squadra e tifarla. È stato un giorno bellissimo per noi. Insomma, è un passo alla volta, un passo alla volta. Sì, il prossimo anno faremo meglio. Allora, io la ringrazio davvero, Cristian Zannini, per questo ricordo personale e anche per queste considerazioni importanti sullo sport in montagna e appunto sul ruolo che lo sport in montagna può avere per i giovani. Grazie Cristian Zannini, presidente del Calcio Sovramonte. Buona giornata. Grazie a voi. Allora, io sono davvero alle battute conclusive di questa prima edizione, vi do qualche lancio di agenzia, l'ANSA.it, recuperati vivi 4 ostaggi israeliani a Gaza, l'annuncio è stato dato dalla televisione di Stato, trovati in 2 luoghi diversi, stanno bene e sono in ospedale per controlli. Vedremo quanto questa notizia influirà ovviamente su questa crisi in Medio Oriente. E poi appunto c'è il tema del voto che riguarda chiaramente tutta Europa per quanto concerne le elezioni europee e riguarda chiaramente anche i territori. In Veneto quasi 4 milioni i cittadini chiamati alle urne da oggi alle 15 in punto. In tutta Italia appunto sono 3.700 i comuni che
vanno al rinnovo. Allora, io mi fermo qui, il tempo a mia disposizione è finito. Vi ricordo che subito dopo di noi c'è agricoltura, scusate, e poi il film L'ammutinamento del Kane del 1954 con Humphrey Bogart, insomma un classicone. Ringrazio dalla regia Francesca Pezzo, Marco Gagliazzo e ovviamente ci ritroviamo alle 18:30 puntuali per il TG regionale. Buon proseguimento.